Il presidente del più grande quartiere di Bassano San Vito è noto per una certa verbosità su Facebook. In poche parole, quando a Ezio Calmonte prudono le mani e sente anche solo lontanamente parlare di sinistra o di partigiani, lui ci vede rosso. L'ultima, in clima da festa della liberazione, è aver paragonato i partigiani ai terroristi islamici. Apriti cielo, quando scrive di porcherie di partigiani comunisti, si pone come facile bersaglio dell'indignazione di cui si è fatta interprete subito, per esempio, Alessandra Moretti, che gli ha letteralmente cavato la pelle. Lui, Calmonte, non si scompone. Quello che manca dopo 74 anni in Italia, unico paese al mondo, è 25 aprile, giornata della libertà e della riconciliazione. Lei l'ha detto o non l'ha detto che i partigiani in certi casi sono stati come i terroristi islamici? Io ho scritto che i fatti successi dopo la fine della guerra sono atti criminali da equiparare, volendo anche a quanto stanno facendo i terroristi dell'ISIS. Insomma, Calmonte ricorda come lui accetti i partigiani purché non siano comunisti e insiste. Lei lo riutilizzerebbe questo paragone che ha utilizzato partigiani-ISIS perché l'ha utilizzato, oppure ci ripenserebbe un attimo? Ma guardi, a ripensarci bene lo ripeterei. Subito dopo si rende conto e ci mette una pezza che noi non neghiamo a nessuno. Però non i partigiani, coloro che hanno compiuto azioni tipo l'eccidio di Schio o tipo le prevaricazioni su tutta la gente normale che ha patito quello che ha patito un anno, 2 anni dopo la fine della guerra, ecco, non sono da ammirare, sono da esecrare esattamente come i terroristi dell'ISIS, tali e quali. Per la serie lo ridico qualora non si fosse capito bene.